Abbiamo nel vicino Veneto Angelo Tabaro, l'amico come Antonio Bertoncello, abbiamo vissuto un mese e mezzo veramente fianco a fianco. Angelo Tabaro è qui con noi, consigliere comunale a Portogruaro. Diciamo subito che secondo i dati Angelo Tabaro doveva, no, quantomeno. Poi quando c'erano i primi dati relativi alla provincia e vedevi che la Zaccariotto otteneva una percentuale piuttosto consistente, anche il più cretino dei cretini, facendo 1+1, diceva se la Zaccariotto, che rappresenta una coalizione, ti prende il tot per cento, di conseguenza invece non è stata così. Ed allora io che penso ovviamente male e che faccio sempre dietrologia, ma a parlare male a volte ci si azzecca, dicono, e qualcuno lo dice ancora nonostante abbia oltre 80 anni. Pensiamo che qualcuno ti abbia tradito, Tabaro, sei d'accordo? Senza alcuna... No. In politica in politica è possibile tutto, questo è vero. Io credo che c'è stata questa situazione anomala del passaggio dal primo turno al secondo turno. I ballottaggi hanno sempre, diciamo, pagato più la sinistra che il centrodestra. Poi già si era verificato nel primo turno questa distinzione, questa differenza tra i voti, diciamo, alle provinciali e i voti alle comunali, per cui io non credo che ci siano state diciamo dei voltafaccia da parte di partiti. Probabilmente non siamo riusciti a portare a votare tutti quelli che potevamo portare e che erano venuti al primo turno, cioè il 10% di elettori in meno nel ballottaggio hanno stravolto praticamente quella che era la volontà dei cittadini del primo turno. Io devo comunque ringraziare i cittadini che hanno manifestato con il voto comunque la fiducia alla mia squadra, al mio lavoro. Non siamo riusciti, vabbè, questo purtroppo la democrazia è fatta di chi vince e di chi perde. Noi abbiamo perso direi in piedi, nel senso che comunque abbiamo la parità numerica dei consiglieri comunali. E questo non dà certo una grande forza a una maggioranza che dovrebbe invece essere pronta ad affrontare grandi problemi. I problemi che io dicevo in campagna elettorale, quelli dell'occupazione, quelli del lavoro, ci sono e sono reali. Io spero che Bertoncello sia in grado di mettere su una squadra in cui questi problemi li affronta. Ecco, Tabaro, però questa squadra non può fare a meno di dialogare col centrodestra, almeno i numeri dovrebbero parlare chiaro. Oddio, secondo me la democrazia è data anche dai numeri. Se ci sono 10-10, comunque con un voto in più il sindaco avrebbe 11, quindi può amministrare. Se i numeri sono diversi faremo le nostre valutazioni politiche. Ecco, quindi per avere una certezza di quello che succederà da qui ai prossimi giorni bisognerà aspettare la commissione elettorale? È chiaro, cioè i consiglieri eletti vengono proclamati dalla commissione centrale. Padovano, sì. Fatemi capire, perché da quanto io so, ma io sono qui a Pordenone, lontanissimo, voi siete lì e avete in mano lo zuccotto, ma pare che addirittura ci sia 10-9 o 11-10, o sbaglio? Secondo il sito del Ministero dell'Interno... Ecco, spiegami, secondo, sì. Perché altrimenti non capiamo nemmeno noi, capito? Beh, certo, anche se Bertoncello aveva fatto un accenno prima. Sì, ma... secondo il sito del Ministero dell'Interno, che io ho consultato stanotte alle 3 quando ci sono stati i dati definitivi, 9 consiglieri li ha fatti la maggioranza, cioè la coalizione che ha vinto con la vittoria di Bertoncello, e 10 l'opposizione. Restano da assegnare altri 2 seggi. Uno andrebbe a Bertoncello, l'altro non si sa che fine farà. La commissione elettorale deciderà domani a partire dalle 9. No, leggendo nel sito del Ministero sono assegnati 10 consiglieri e poi in calce è scritto oltre a questi si aggiunge il candidato sindaco che non è stato eletto, che è Tabaro, e quindi sarebbero 11. Questo è secondo il Ministero. Allora, 11 a quanto?
11 a 10. 11 a 10 compreso Bertoncello, quindi alla fine voi avete la maggioranza, sarebbe in minoranza. Ma quindi voi alla fine, mi scusi se ho capito bene, alla fine della giostra, se domani la commissione dice così è come il sito del ministero, vi trovate voi ad avere la maggioranza, cioè voi siete in maggioranza rispetto anche ai consiglieri più sindaco. Sì, è una situazione anomala determinata proprio dal fatto che i cittadini di Portogruaro nel primo turno avevano dato la maggioranza ai partiti del centrodestra. Sì, ma se così è, ma scusi, se così è, si torna ad elezioni non oggi, ieri. Perché è ingovernabile. Ma chi lo dice questo? A meno che non trovate una Merkel, e fate la grande coalizione, perché la grande coalizione si fa. Le grandi coalizioni non sono forme di democrazia, la democrazia è fatta da chi è la maggioranza e da chi ha l'opposizione. Ma la maggioranza, le liste ce l'ha, la maggioranza è composta anche dalla somma dei risultati delle liste, e la maggioranza degli elettori ha votato il gruppo di liste che fanno capo a lei. Allora, siccome per il sindaco hanno votato Bertoncello. Siccome non ha senso fasciarsi la testa prima di essere feriti, per noi come per Bertoncello. Allora domani la Commissione elettorale centrale deciderà, e se decide in un modo farà ricorso un gruppo, se decide nell'altro fa ricorso un altro, cioè comunque deciderà. Sulla base della decisione si faranno le valutazioni politiche. Se decide 10 a 10 noi faremo ricorso, perché giurisprudenza dice che quando nel primo turno ci sono certe situazioni, quelli sono i calcoli, e i calcoli porterebbero 11 a 9 secondo noi. Se il giudice dirà 11 a 9 e quindi con Bertoncello 10, comunque come consiglieri avremmo noi la maggioranza, e capite la situazione incredibile in cui ci troviamo. Allora, se abbiamo la maggioranza ma non possiamo governare perché il sindaco è dall'altra parte, fate voi le somme, e credo che politicamente noi dovremmo chiedere al sindaco di dimettersi, e se questo non viene fatto perché il sindaco trova altre soluzioni, non lo sappiamo, ma saranno i cittadini poi a giudicare. No, saranno i cittadini, se voi avrete 11 consiglieri e loro 9, sarà sempre messo in minoranza. Teoricamente dovremmo andare a casa e dovremmo ritornare a votare, perché non è possibile amministrare una situazione in cui chi ha il governo non ha i numeri di maggioranza, e chi è l'opposizione è in maggioranza, cioè è una situazione. Comunque dietro l'angolo ci sono i ricorsi, su questo non c'è dubbio, da una parte o dall'altra. Più politica. Comunque vada, c'è il ricorso. Bene. Grazie Angelo Tabaro, consigliere comunale del centrodestra, che ieri è stato sconfitto, tra virgolette, perché a questo punto bisognerà vedere cosa dice la commissione elettorale domani, eccetera. È una cosa alla fine, no? Male che vada 10 a 10, bene che vada per Tabaro, bene che vada 11 a 10. 10 con l'attuale sindaco del confermato Bertoncello e 11 consiglieri in maggioranza. Male che vada per Tabaro e bene per Bertoncello, 10 pari. Cioè, è incredibile. Vabbè.